Nemmeno io ho la minima idea di cosa sto combinando con i video in questo periodo, ma volevo far vedere come poteva essere una mia giornata tipo in termini di dispendio energetico. Tipo ora sto montando un video, no? Monitor 4K da 28 pollici, inverter da 1 kW, un piccolo hard disk esterno meccanico autoalimentato e due bei grandi hard disk meccanici sotto 220. Cosa significa? Io sto caricando 4,4 A, 4,5 in un impianto di pannelli, 4,5 anche di qua, quindi 9 A, ok, dai pannelli in questo momento. Esatto, bravo, è nuvolo, non tanto per le nuvole, ma proprio non c'è luce solare, è proprio una giornata cupa. Contemporaneamente però questo bellissimo pannellino della DS-Tech mi dice che in ogni caso, nonostante i miei consumi del computer, io sto caricando a mezzo ampere ora o poco più. Il che è anche interessante. Uno dice accidenti, ma così puoi lavorare tranquillo e per di più anche carichi. Non è proprio così. In questo preciso momento in cui è mezzogiorno, ok, può essere anche così, però siamo ad aprile, non ho il riscaldamento acceso. Cosa significa? Se io mi dovessi accendere il riscaldamento butta giù altri 2-3 ampere, hai capito? E poi arriverà anche la sera o il momento in cui non si caricherà più 9 ampere ma magari 1 ampere o 0, in quel caso andremo in deficit. È per questo motivo che mi tornano molto buone le batterie al litio, in quanto ho ancora un 94% di energia, voglio dire, quindi se il sole adesso mi si spegne io ne ho ancora per andare avanti. E poi insomma abbiamo visto nei video vecchi come con il DC-DC, ossia il regolatore di carica che va a caricare dall'alternatore, ok, quindi dall'alternatore del motore alla batteria, carichiamo 30 A come ridere in corsa. Sì, non mi stancherò mai di dirlo, il mio problema elettrico non è quanta corrente mi serve, nel senso come quantità, perché io consumo veramente poco come potenza, io al massimo ho cose che vanno a 12 ampere ora, cioè fanno un totale di 12 ampere ora. Il punto è che lavorandoci, essendo questo un ufficio, questo consumo di 12 ampere ora va avanti per 8-10 ore tranquillamente al giorno, hai capito? Quindi d'estate posso permettermi di fare queste cose e contemporaneamente avere sempre le batterie al 100%, ma d'inverno ragazzo è dura, è dura. Vedremo cosa cambierà con queste batterie a litio, perché avrò un maggior serbatoio e una maggior carica durante gli spostamenti. Oh, siamo a maggio e voglio dire ancora qualche mese di pazienza. Bravo, esatto. Singano si è fatto tutto, anche il coso del cruscotto davanti, della sua bellissima carta da parati bicolor, no? Perché secondo me, vedi, sta benissimo con il colore ospedale di Pullman. Sì, è un pandan pazzesco. Pian piano, con molta calma, mi farò anche gli interni delle mensole, però colorati, ovviamente, anche perché poi vedi, chiudi, non vedi più niente, quindi Eccolo. Vai Sigari!